Allora, rieccoci insieme, tornati dalla pubblicità. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, sono io? Sì, da dove parla? Sì, salve, sono Ferruccio, parlo da Assego, in provincia di Padova. Sì, sì, dica pure. Volevo fare, mi sono sintonizzato adesso, voglio chiedere ai vostri ospiti se c'è la possibilità. Io sono un lavoratore che ho 38 anni di contributi. Quanti? Quanti anni? 38 anni e ho 55 anni di età. 38, sì, 55 anni di età, sì. E vorrei chiedere, quando avrò la fortuna, mi permetto di dire questa battuta, di andare in pensione, apro, chiudo una parentesi, mia moglie ha la stessa età mia e stessi anni di contributi, è vero che le donne andranno un anno prima? Grazie. Grazie a lei. Chi vuole rispondere? Va bene, allora, praticamente la riforma Fornero ha abolito la pensione di anzianità, che era quella che permetteva ai lavoratori, in base a un rapporto numero di anni lavorati ed età, di andare. Adesso invece c'è o la pensione di vecchiaia oppure il dato dell'anzianità di servizio. Quindi per gli uomini 42 anni e 3 mesi attualmente. Per cui se il lavoratore ha 38 anni deve aspettare 4 anni e 4 mesi, ha 55 anni. Sì. Quindi fra 4 anni e 3 mesi ne avrà 59 e 3 mesi. Avrà una penalizzazione, perché è prevista dalla legge Fornero una penalizzazione per chi ha meno di 62 anni. Quindi dovrebbe aspettare di avere 62 anni. Allora, per non avere penalizzazioni e quindi avere una pensione piena, bisogna aspettare i 62 anni. Naturalmente, rispetto anche a questo provvedimento, noi è uno dei punti che continuiamo a chiedere con forza quando andiamo nelle piazze e nelle nostre piattaforme, anche perché penso che il lavoratore che ha già maturato 38 anni a 55 anni vuol dire che ha cominciato a lavorare a 17 anni, 16-17 anni, quindi un lavoratore precoce. E se uno è un lavoratore precoce non può avere una penalizzazione, certo. E invece uno che magari fino a 30 anni, adesso la butto là, magari ha fatto la bella vita, ha cominciato a lavorare a 30 anni, o non ha trovato, è ovvio che va dopo i 62 e quindi non ha penalizzazione, ma non va bene, insomma. Credo che quando uno ha già fatto 42 anni e 3 mesi ha lavorato tanto, ecco. La moglie invece? La moglie, allora, nel settore pubblico le donne d'amblè vanno in pensione solo a 66 anni e 6 mesi, insomma, perché poi c'è tutta l'aspettativa di vita, eccetera. Per le lavoratrici del privato sta aumentando gradualmente, quindi ogni anno c'è un aumento, ma per quelle che praticamente alla data della riforma Fornero avevano un tot numero di anni, per cui adesso vedere la singola posizione è un po' sempre complicato e si rischia di dare anche una risposta che non... Certo. Il consiglio è sempre quello: andate ai nostri sportelli, alle nostre sedi, ai patronati Inca e vi faranno proprio la posizione, esatto. vi diranno esattamente quando potrete andare in pensione. Pronto? Sì, pronto? Da dove chiama, signora? Buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Treviso. Buongiorno intanto. Sì, buongiorno. Volevo fare solo una domanda. Mi risulta che siano state aumentate con questi ultimi aumenti anche le pensioni di invalidità al centro di invalidità civile o l'assegno di accompagnamento? Perfetto, va bene. Grazie. L'assegno di accompagnamento. Chi devo rispondere? Non so mettere giù il telefono che mi risulta meglio sentirvi per televisione. Sì, perfetto. Metta pure giù il telefono. Allora, sono previste. Chi di voi mi vuole rispondere? Rispondere la signora. Sì, certo, tutte quante le pensioni vengono adeguate con il tasso dell'1,2%, che è quello che è stato riconosciuto, quello effettivo per l'aumento per la rivalutazione nel 2014. Quindi ci sarà una rivalutazione anche per dell'1,2%. Per l'invalidità di qualsiasi tipo, solo quella al 100%? No, per tutte le pensioni di invalidità, certo. Perfetto. Rispondiamo a un altro messaggio: chi non ha avuto l'opportunità
di poter versare contributi durante la propria vita, ha diritto a una pensione, una forma di sussidio? Ha diritto a una forma di pensione di tipo assistenziale, quindi entriamo in un altro campo, non è la pensione da contributi, quindi da lavoro, ma di tipo assistenziale che è pagata con la fiscalità generale, con le tasse che pagano tutti. È a 400 e rotti euro al mese e deve rispondere la persona che può averla, comunque deve avere un reddito del nucleo familiare che sta sotto una certa soglia, perché essendo una misura di tipo assistenziale viene data alle famiglie, insomma al nucleo familiare che ne ha bisogno. Perfetto, ho versato per 30 anni contributi per pensione, ora mi trovo disoccupato artigiano di anni 62. Farò in tempo a morire per una misera pensione? Questo è un caso molto frequente, purtroppo. Questo signore dovrà aspettare e non può usufruire, non può andare in pensione anticipata, potrà andare con la pensione di vecchiaia. L'età, 66 anni adesso e 3 mesi, però poi purtroppo questi 3 mesi aggiunti ai 66 anni subiranno un aumento, perché la normativa prevede che ogni 2 anni venga aumentata, perché aumenta la speranza di vita, e quindi la normativa perversa che noi chiediamo di cambiare, noi come SPICI-GL chiediamo di cambiare, prevede che come col passare degli anni si aumenti anche l'età pensionabile. Allucinante. Non lo troviamo assolutamente allucinante. giusto. Pronto? Pronto, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno. Buongiorno, da dove sta chiamando? Dalla provincia di Udine. Da dove? Dalla provincia di Udine. Di Udine, prego, dica. Allora, io sono un pensionato, mi sono fatto male sul lavoro, no? Sì. Però riesco a fare qualcosa ancora, faccio il guardiano notturno in un campeggio. Sì. Non è una mansione pesante perché non ce la faccio lavorare. Volevo sapere, i miei contributi di questo lavoro qua, dove vanno a finire? Perché l'INPS mi dà 300 euro al mese, l'INAIL invece mi dà un po' di più. Ecco. Volevo sapere dove vanno a finire i miei contributi. Quanti anni ha? Sì. Quanti anni ha? 60. 60 anni. 60. E ha lavorato da quanto tempo? Sono 10 anni che lavoro. In regola, quindi versa dei contributi. Tutto. Perfetto, allora vediamo, grazie. Sì. I suoi contributi vanno all'INPS e lei con l'età quando raggiungerà l'età di vecchiaia ha diritto a chiedere la liquidazione rispetto ai contributi che sta versando adesso. Quindi adesso non perde niente. Non perde niente, quindi No. i suoi contributi vanno comunque ad accumularsi per quello che sarà la pensione, quindi questo è chiaro, perfetto. Rispondo a un'altra domanda: chi invece ha versato solo per alcuni anni, poi è rimasto senza occupazione e non trova lavoro, ma non ha raggiunto nessuno dei 2 termini per poter avere la pensione, cosa deve versare ulteriori contributi? Cosa deve fare? C'è la riforma Fornero, tra le varie opzioni riporta anche quella che chi ha versato almeno 5 anni di contributi nell'arco dal 96 in poi, da quando è in vigore il sistema contributivo, potrà ricevere una pensione al compimento dei 70 anni di età. Sì, perché in questo modo si va a, come posso dire, risolvere la questione dei contributi silenti. La normativa precedentemente non ha mai permesso di poter in qualche modo recuperare quei contributi magari 9, 10 anni, 11, 12 di tante donne soprattutto che a un certo punto della loro vita hanno smesso di lavorare e non per varie vicissitudini non hanno potuto fare i versamenti volontari e che quindi hanno così lasciato senza che dessero frutto i loro contributi. Pronto? Pronto, da dove chiama? Io chiamo a Treviso. Treviso, prego, dica tutto. Niente, io volevo chiedere così alle esponenti della CGIL. Il caso mio, cioè io adesso sono disoccupato, ho 36 anni di servizio
Ho 57 anni. 57 anni, 36 di servizio circa, giusto? Esatto. Volevo sapere, le prospettive di trovare lavoro non è che siano molte. In pratica io dovrei andare in pensione a 67 anni, non è Esatto, sì. Io ho 10 anni, cosa faccio? Voglio dire, ve lo siete posto voi questo problema? Perché non sono il solo, Sì, anzi, è un problema frequentissimo. Grazie, ha ragione. Grazie molte della sua telefonata. Questo è un problema che è il caso tipico. Il problema è gravissimo, perché forse in questa trasmissione non abbiamo nominata la crisi, la gravissima crisi che sta attraversando il nostro paese e l'Europa, il mondo, insomma. No, forse non ce l'ha presente chi ha fatto certi provvedimenti, certo. Perché noi lo diciamo sempre, gli telespettatori la vivono, e ogni giorno abbiamo percentuali incredibili di disoccupazione, e quello che veramente è gravissimo è la disoccupazione giovanile, che ormai ha raggiunto il 40, oltre il 40%, e di quelli dei lavoratori di una certa età che con molta difficoltà, vista la crisi, riescono a trovare un altro lavoro. Cosa può fare in questo arco di tempo il nostro telespettatore di Treviso, come tanti altri che si trovano in questo interregno fantastico creato dalla riforma Fornero? Noi quello che facciamo è che riparta questo paese, l'economia di questo paese, e quindi mette in campo posti di lavoro. Sì, ma giustamente tanti dicono: a me non interessa, io che faccio l'esempio, che ho 56 anni, dice uno, ho 60 anni, ho 49, quello che vuoi, non mi interessa niente che crei occupazione per i giovani che hanno ancora l'energia per andare all'estero, a questo punto che il paese si depauperi e vadano all'estero. Io, persona che ha una certa età, per esempio 60 anni, come diceva il nostro telespettatore, quello che è, se anche avvii o dai delle agevolazioni per l'apprendistato per i giovanissimi, cosa faccio? Muoio senza neanche un becco di un quattrino sotto i ponti, quindi crediamo un allarme sociale nel giro di 5 anni drammatico. È una questione urgentissima, più di quella dei giovani, perché queste persone di una certa età hanno molte volte un mutuo, come molti ci scrivono, hanno dei figli ancora alle scuole da mantenere, hanno una famiglia, responsabilità familiari, e non hanno la possibilità di prendere la valigetta ed andarsene all'estero, perché molte volte non hai neanche l'opportunità all'estero più, cioè un ventenne ce ne ha, ma non certo un sessantenne. Quindi io direi che è più allarmante questa situazione che non... Sapete che si sta discutendo, e vabbè, adesso io non lo so se quando sei stato licenziato, quindi ha avuto per anni la cassa integrazione, la disoccupazione, perché ci sono tutta una serie di misure di ammortizzatori sociali che vengono messi in campo, e che dopo arriva il punto fatidico in cui finisce tutto. Voi state facendo qualcosa per questo? Certo, perché bisogna pensare anche che ci sia si chiama reddito minimo di cittadinanza, ma guardate, non reddito minimo tout court, ma che in cambio uno, per esempio, presti un lavoro di cittadinanza, quello che noi chiamiamo lavoro di cittadinanza. Ma uno qualsiasi cosa, pur di prendere qualche soldo per poter vivere. Che dà in cambio di un piccolo sussidio, che però, guardate, anche qua, dovremmo cambiare un po' tutti quanti, e tutti quanti pagare le tasse, perché siamo il paese più alto percentuale di evasione fiscale. Se tutti quanti pagassero le tasse, lo Stato avrebbe più risorse per poter venire incontro a queste situazioni, perché quando il problema è che lo Stato ci costa troppo, per cui secondo me anche tutti pagassero le tasse magari costerebbe ancora di più, e chi ha i privilegi non se li è tolti. Torniamo su questi argomenti. Una battuta, c'è qualche ultimo evento, perché siamo in chiusura fuori tempo massimo. Questo ascoltatore auguro di trovare davvero una occupazione, e invece alla proposta che fa il nostro sindacato, che fa la CGIL, di poterla vedere realizzata, quella di non lasciare solo queste tipologie di queste persone, e di potergli dare la possibilità di vivere con dignità nel periodo che li separa dalla pensione, dall'età pensionabile. Chi ha delle situazioni dubbie comunque su cosa fare, cosa agire, non lasciatele quiescenti, che è peggio, andate nelle segreterie che esistono dei sindacati, dove ci sono persone che hanno competenze, sono qualificate per dare una consulenza su che cosa fare. Mi raccomando, perché dopo è peggio dover risolvere le situazioni in modo tardivo. Grazie alle nostre ospiti dello SPCGIL, grazie a voi di aver partecipato numerosi. Se avete altri quesiti, TV7 con voi @triveneta.tv. Noi ci rivediamo lunedì. Grazie.